La consigliera regionale Erika Baldin del Movimento 5 Stelle ha affermato di non poter restare indifferente alla polizia morale messa in atto contro le donne iraniane che vengono additate come colpevoli di non indossare correttamente il velo. La consigliera ha presentato una risoluzione diretta all'Assemblea che si svolgerà oggi a Palazzo Ferrofini, chiedendo che venga condannato l'obbligo di indossare il velo in pubblico secondo la legge iraniana, chiedendo l'abrogazione dell'articolo di legge relativo e di porre fine all'uso della violenza e della forza per reprimere le manifestazioni in corso. La risoluzione è appoggiata anche da Europa Verde. La risoluzione prende le mosse dagli ultimi fatti di violenza che hanno provocato uccisioni e torture messi in atto da parte del governo. Secondo la consigliera, il Veneto non può esimersi dal prendere una posizione.